Rieccoci insieme, cari telespettatori, spazio consueto con lo CGIL del Veneto, spazio consueto dedicato alle tante problematiche che devono essere risolte, diciamo così, al supporto anche che il sindacato dà alla parte decisionale pubblica quando viene naturalmente ascoltato, sia a livello di CGIL, sindacato dei pensionati, sia a livello unitario, quindi congiuntamente agli altri sindacati. Ed è proprio a livello unitario che vengono fatte delle istanze ben precise in questo momento, quando si parla nuovamente di pensioni, di rivedere certe formule che ormai vanno a scadere, perché col 2022 cessa il discorso della quota 100, ci saranno dei cambiamenti e soprattutto alla luce anche delle modifiche in atto, del rischio di licenziamento per molti lavoratori, quindi si parla anche di una specie di prepensionamento. Ma insomma, vediamo un po' insieme con i nostri esperti, ve li presento subito, di capire qual è la situazione attuale, dove si va anche a, tra virgolette, parare. E quindi Giuseppe Di Girolamo, ben ritornato qui con noi. Grazie, della segreteria CGIL del Veneto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Ben arrivata anche, collegata da Belluno, Maria Rita Gentilin, segretaria generale CGIL di Belluno. Ecco, ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Perfetto, allora chiedo che magari di sistemare l'audio dalla regia o il volume di Maria Rita, alzarlo bene in modo che possiamo sentirla. Comunque do la parola a Maria Rita Gentilin dopo aver sentito l'inquadramento generale che facciamo con lei segretario, perché non tutti sono al corrente, anzi io proprio mi sono divertita a parlare con alcuni anziani, a fare la battuta l'altro giorno al supermercato, ho detto il discorso delle pensioni, ma come? Ancora. Ma non sei, molti appunto non tutti sono al corrente che ci sarà qualcosa che bolle in pentola, che c'è qualche cambiamento, molti danno per assodato, quota 100 vai e così via, e invece no, il tempo vola e col discorso della pandemia si è messo a tacere un po' tutto. Oddio, non solo si è messo a tacere, ma la situazione è anche peggiorata da questo punto di vista. Se poteva. Se poteva. Intanto farei una premessa. Ecco, noi avevamo già iniziato un percorso con il governo precedente per chiudere tutta la vicenda della previdenza in generale per il mese di dicembre. Cioè l'impegno preso con il governo precedente era di fare una vera riforma di tutti gli aspetti pensionistici, quindi una riforma previdenziale più generale con la legge e i decreti entro dicembre. Poi c'è stata la crisi e quindi siamo incappati in questa crisi e tutto si è bloccato. Ecco, quindi siamo in questa situazione oggi di riprendere questi aspetti. Cos'è che abbiamo fatto noi? Abbiamo rivisto un po' quella piattaforma che a suo tempo avevamo presentato, perché nel frattempo la situazione è anche peggiorata. Come lei ricordava, ci sono alcuni aspetti che vanno in scadenza. C'è la conclusione dell'esperienza triennale di quota 100, che non solo ha aperto dei problemi in questo triennio, ma ne creerà di nuovi, perché si verrà a formare quell'effetto scalone di cui si sente parlare, cioè si passa dai 62 ai 67 anni, quindi una situazione che va assolutamente affrontata. Vuol dire, calma, cosa vuol dire si passerà dai 62 ai 67? Perché attualmente un lavoratore, una lavoratrice che ha 62 anni di età e 38 anni di contributi può andare fino al 31 dicembre, può andare in pensione con quota 100. Fino al 31 dicembre, quindi attenzione. Per chi compie gli anni entro il 31 dicembre. Se io compio gli anni, cioè i 62 anni, il 1° gennaio del 2022, pur avendo i 38 anni di contributi, non potrò più usufruire perché appunto si è conclusa la partita di quota 100 e andrò con il meccanismo che è previsto dalla Fornero, che sono appunto i 67 anni, se ho 38 anni di contributi. Sì, cambiamento radicale. Esatto, e quindi noi ci poniamo il problema di come affrontare questa situazione, perché poi non è l'unica, perché scade Opzione Donna, perché scade l'Ape Social, cioè ci sono una serie di scadenze
che per carità comprensibile, la crisi pandemica e tutto quello che c'è, però non possiamo dimenticarci di tutte queste persone che sono in questa situazione e che tra l'altro magari con la crisi pandemica, con lo sblocco dei licenziamenti che adesso fine agosto è stato spostato a fine agosto, ma che comunque ci sarà, persone che si sono ammalate, persone che sono, come dire, che hanno più di 60 anni e non sono più ricollocabili nel mercato del lavoro. E che devono ancora lavorare. Devono ancora lavorare, ma se non c'è un'opportunità di lavoro, sì. Quindi noi abbiamo il problema come accompagnare queste persone in uno, chiamiamolo una brutta termine, ma scivolamento verso la pensione. Qualcosa però è stato ipotizzato, no? Per le aziende che di magari dare questo sì, esatto, sì, chiamiamolo così per farci capire, sì, insomma. Esatto. Però appunto noi abbiamo previsto già col governo precedente una serie di nuovi istituti, li abbiamo rafforzati, ma evidentemente non è sufficiente, abbiamo bisogno di rivederli ancora, ma la cosa che, come dire, interessa di più a noi è il fatto di arrivare ad una vera riforma della legge Fornero entro il 31/12/2020, perché noi non possiamo più fare aspettare le persone all'ultimo giorno che sanno o non sanno se andranno in pensione. Ma non è che siamo già tardi, che è già tardi? Oddio, noi avevamo già prospettato un percorso, c'erano 2 commissioni che ormai avevano fatto anche un buon lavoro sia sui lavori gravosi che su altre problematiche, però poi appunto con la crisi ci siamo interrotti. Ecco perché noi abbiamo chiesto un incontro al ministro Orlando per riprendere la discussione. Alla fine del mese il ministro Orlando, durante un question time in Parlamento, ha detto che oggi ci sono le condizioni per riprendere un confronto sulle pensioni, quindi stiamo aspettando a giorni una convocazione per ripresentare, come dire, le nostre richieste riviste anche a fronte di tutte queste cose che poi andremo anche a un attimo a vedere. Anche perché poi se si parla, cioè si tratta anche di provvedimenti di legge. Esatto. Quindi di discussioni in Parlamento, poi del passaggio al Senato, cioè, non stiamo parlando di tempi brevi qui. No, però se c'è la volontà politica ci si può arrivare, anche perché certo, unitaria. Però una buona parte del lavoro è già, come dire, indirizzato. Cos'è che noi dobbiamo fare? Noi chiediamo una flessibilità dell'uscita del pensionamento, perché con la Fornero si è creata una rigidità nel pensionamento e non una flessibilità, cioè noi pur avendo cambiato il sistema di conteggio della modalità della pensione, cioè della quantità di pensione, non abbiamo modificato, anzi abbiamo irrigidito ulteriormente le norme per andare in pensione. Cioè l'età, esatto, come si va in pensione, con quale, in che modo, eccetera. Allora cos'è che diciamo noi? Intanto superare una serie di ostacoli facendo andare le persone in pensione o con l'età, noi diciamo 61 anni di età. Chiedo alla regia, intanto ne approfitto di mettere in onda appunto la slide, cambiare le pensioni adesso, perché ci sono un po' tutte le varie voci, esatto. Così mentre lei parla le possiamo anche leggere. Quindi il primo discorso, ecco, questo è cambiare le pensioni adesso ed è rivolta ai giovani, eccolo qua, teniamo fermo questo qua, innanzitutto. Esatto. Superare l'impianto della legge Fornero a partire dal 2022, che è tra qualche mese, cioè praticamente. Perfetto, cioè noi cos'è che chiediamo? Ecco, questa è la premessa di tutto, cioè entro il dicembre 2021 mettere in vigore la nuova legge. Chiaro. Questa è la richiesta fondamentale secondo noi, proprio per evitare di continuare ogni volta con piccoli aggiustamenti, piccole cose, ancora una volta nella logica dell'emergenza. Ecco, noi diciamo che bisogna superare questo aspetto e fare una riforma che guardi almeno un ventennio, insomma 15-20 anni, se fatta bene, come è giusto che sia in un paese normale, insomma. Introdurre poi la
flessibilità è quello che diceva prima, in uscita a partire dai 62 anni di età. E 61 anni di età, qua dice 62. Sì, oppure i 41 di contributi, esatto, questo è sì, 62 o 41 anni di contributi. Questo è quello che noi diciamo: se una persona ha una di queste condizioni può uscire dall'attività lavorativa e quindi entrare in un sistema pensionistico, che tra l'altro ormai le persone per i 2/3 della loro contribuzione sono nel sistema contributivo, per cui andranno in pensione con i soldi in base ai soldi che hanno versato. Quindi, come dire, da questo punto di vista non gli si regala assolutamente nulla. Io ho versato tot e in base al conto che mi verrà fatto andrò in pensione con quei soldi. Ecco, quindi prima di tutto superare questo aspetto, insomma, della rigidità che è stata messa con la Fornero, ed è per noi il primo aspetto, insomma, importante, anche perché come dire, l'altra cosa che noi chiediamo è di tener conto delle diversità del lavoro, cioè la mia vita lavorativa è fatta in modo non è uguale per tutti, perché un conto è se io sono impiegato in un'azienda e faccio un certo tipo di lavoro, un conto se sono un siderurgico magari addetto ai forni, oppure addetto come dire, al laminatoio. Sono questioni, lavori, se sono ad una catena di montaggio, se sono una maestra che ha i bambini piccolini, cioè come dire, i lavori gravosi non sono solo nelle fabbriche, sono anche in molti altri posti. Se io guido un bus con tante persone in un traffico cittadino, quindi bisogna tener conto di tutti questi aspetti. Tenga conto che c'è già una legge che riguarda i lavori gravosi, però è talmente farraginosa che ad oggi ne hanno usufruito qualcosa come 4.000 persone, cioè siamo veramente al niente, insomma, no? Come mai? Perché appunto sono richieste talmente cose e fatta molto male la legge, non tiene conto di tutta una serie di evoluzioni che ci sono state nel frattempo, per cui le domande sono molto poche. Quindi anche semplificare il più possibile. Esatto, quindi renderlo più reale rispetto anche alla realtà produttive che ci sono, insomma. Ecco, attimo solo, c'è un messaggio: parlate come se chi ci governa sia in buona fede, ma non lo è. Vorrei delle lotte vere e non uno sventolare bandierine. I nostri padri ci hanno donato diritti in altro modo. E qui abbiamo i duri diciamo così, delle pensioni. Certo, allora indubbiamente ci sono stati anni, parliamo degli anni 60, fine anni 60, insomma inizio anni 70, tra l'altro proprio in questi giorni scade la legge 300, gli anni della legge 300, quindi dello Statuto dei lavoratori, quindi anche questo è importante ricordarlo. Però, come dire, ogni anno ha il suo periodo di lotte, le sue forme di lotta, le sue modalità di lotta. Oggi siamo in una situazione che era impensabile anni fa. Quindi dobbiamo anche muoverci in base al contesto che noi viviamo. Questo non vuol dire rinunciare a quello che noi riteniamo giusto rivendicare, tanto è vero che appunto noi stiamo rivendicando queste cose. Devo anche dire, ad onor del vero, che col governo precedente alcune cose da noi richieste, rivendicate, le abbiamo portate a casa. Vorrei ricordare il part-time verticale, quindi il fatto che alle lavoratrici e ai lavoratori venisse riconosciuto l'intero periodo di contribuzione in tutto l'anno e non solo per alcuni periodi, in base chiaramente anche alla contribuzione versata, perché noi avevamo lavoratori e lavoratrici che per una questione di stagionalità lavoravano solo alcuni periodi dell'anno, ma versavano comunque più dei minimali previsti dalla contribuzione annuale o settimanale, a cui non venivano riconosciute tutte e 52 le settimane. Abbiamo superato questa questione con l'altro governo e questa è una cosa importante soprattutto per i lavori stagionali.
abbiamo allargato l'isopensione, abbiamo ridotto gli addetti per i contratti di espansione, quindi abbiamo, come dire, siamo riusciti comunque a ottenere delle cose che vanno incontro alle esigenze delle persone. Oggi diciamo appunto che dobbiamo invece fare una vera e propria riforma delle pensioni. Ecco, quindi credo che sia questo. Assolutamente. Leggo un altro messaggio che è arrivato, se magari la regia ce lo rimette in onda, però questo magari lo voglio girare a Maria Gentilin, a cui do la parola dopo la pubblicità. Però sono una donna che ha lavorato 15 anni e ho 66 anni. Quando andrò in pensione? Grazie. Questo apre un capitolo, possiamo rispondere subito, dopo però apriamo questo capitolo con la Maria Rosa Gentilin. Mi scusi, no, la domanda non ho... È una signora che dice di avere 66 anni e ha lavorato per 15. Maria Rosa Gentilin, vuole rispondere lei? Sì, i 15 anni sono stati, è una contribuzione minima che era prevista, adesso io in questo modo non so capire quando ha terminato i 15 anni di lavoro, ma comunque viene data l'assegno pensionistico ai 67 anni, dopo aver compiuto i 67 anni. Quindi la signora potrà praticamente andare in pensione tra un anno? Esatto. Sì. Perfetto, quindi buone prospettive, signora Tengadura. Maria Rosa, grazie. Sì. C'è una cosa da dire, io penso di sì che la signora abbia versato i 15 anni prima del 1995. 92. Perché se ha iniziato a lavorare tardi e quindi ha versato i contributi dopo il 1995, la sua pensione dovrà superare almeno il 2,8 volte il minimo. Mamma mia. Allora... infatti questo è un altro problema che noi vogliamo risolvere dentro alla riforma. Sono tecnicismi che purtroppo poi però vanno a incidere sulla pelle delle persone, esatto. In particolare delle donne. Bravo. Allora, detto questo, alla signora consigliamo però di andare con i documenti da una sede dello SPCGIL, a questo punto prendere un appuntamento, farsi controllare bene tutto quanto, perché poi perdere il colpo tra virgolette è rischioso e ci sono anche conseguenze, lo vediamo. Allora prendere tutto e andare a farsi fare una verifica, tanto sono verifiche gratuite che vengono fatte dalle sedi dello SPCGIL. Noi invece andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme, passiamo la parola che già si prepara Maria Gentilin, perché affrontiamo anche la questione donne, poi riprendiamo il discorso insieme sempre delle proposte che vengono fatte a livello unitario dal sindacato. Stiamo parlando di riforma delle pensioni, tra poco.